oggi diventa assurda, perché come fai a coprire i bisogni? Guarda quanta gente si ammala, e c'è bisogno di ricambio. Il ricambio lo devi fare, lo deve fare l'ULSS, deve prendersi a carico l'ULSS questo problema assumendo personale, mandandolo in comando, personale ULSS, mandato in comando nelle case di riposo. Così facendo tu hai la possibilità di mandare il personale, ma di sollevare dei concorrenti che non ce la farebbero, è impossibile altrimenti, non ne vanno Queste fuori. strutture pubbliche non riescono a funzionare, cioè non hanno risorse per funzionare come una struttura pubblica. Perché allora la struttura privata, al di là diciamo, di quello che prende diciamo, di quota regionale, ragiona sempre sul guadagno, per cui gli standard sono diversi, anche se teoricamente dovrebbero essere uguali, gli standard sono diversi. E in più le condizioni, il fatto di non pagare l'IRA perché tu la paghi, quello è il costo maggiore. Per cui tutta poi alla fine, la quota sanitaria e retta, quelle sono le due cose principali e fondamentali. Le rette sono più basse. Se la quota sanitaria è piccola e hai bisogno di soldi, tu le fai sulla retta, quindi carichi sulla retta. I privati hanno delle spese minori per cui possono caricare una retta a parità, possono caricare anche una retta leggermente minore, per cui caricando leggermente minore diventano più competitivi. Questo è il fatto. Quindi bisognerebbe togliere l'IRAP o abbassarla drasticamente perché ha ancora 3 I contratti di lavoro, il personale viene pagato molto meno, cioè già le IPA vengono pagati poco, nel privato vengono pagate meno ancora, per cui diciamo, c'è una speculazione sulla pelle degli operatori. Questo l'ha fatto perché il privato è più competitivo, però è un po' come dire l'appalto al massimo ribasso, capito? Però dopo i problemi ne abbiamo. Ed è la stessa situazione, quello. In situazione disastrosa come questa c'è bisogno di un intervento straordinario. Chi se lo deve accollare, visto che è un problema di sanità? L'ULSS, chiaro. Mario.